lo dicevo prima, adesso da questo momento guardare indietro, perché per voi questo è un passaggio, può essere un passaggio significativo. Avete rinnovato tutte le vostre sede, sede di Vega Engineering, Vega Formazione, creando nuove aule, creando strutture più ampie, insomma dedicando anche molta tecnologia per la formazione, per far sì di raggiungere un numero sempre maggiore di richieste che peraltro vengono. Quindi, perché vi occupate anche di formazione oltre che di analisi, ovviamente di analisi dati. Vuol dire che la sensibilità da parte delle aziende nel fare corsi di aggiornamento, di formazione anche nella sicurezza, che sono peraltro obbligatori, ma anche altri corsi, esiste, c'è una consapevolezza, c'è una cultura. Sì, c'è una consapevolezza, c'è anche una cultura, anche se per cultura dobbiamo intendere un'abitudine a operare in sicurezza e questa ancora non c'è. Però diciamo che gli adempimenti, almeno formali e non formali, anche sostanziali, tipo la formazione, vengono fatti. Purtroppo in certe fasi critiche come adesso, che per fortuna c'è una ripresa economica e quindi anche per quanto soffocata dai motivi che conosciamo bene, tipo la guerra in Russia, ma in Ucraina, però comunque c'è una ripresa economica, soprattutto nel settore edilizio, e il settore edilizio è un settore che è critico da un punto di vista infortunistico, il rischio nei cantieri è molto elevato.